e Giorgio Tronca, prima il Veneto. Grazie, buonasera a tutti, ciao. Giorgio Tronca, a questo problema, a questo proposito, lei che anche comunque di questioni sanitarie si occupa, è molto sensibile a queste tematiche, a fronte delle parole prima del governatore Stefani, che cosa replica? Semplicemente ho sempre ascoltato che vi dite tutte cose stupende, bravissimi, bravissime. E cosa c'è che non va? Dice tante parole. Scusate, è piaciuto soprattutto il discorso del costituito parlare del territorio, dei sindaci, delle comunità. C'è proprio il punto. Mi scusi Giorgio se la interrompo solo, lo dico a beneficio dei nostri telespettatori. Sì. Giorgio Tronca di prima il Veneto, ovviamente lui sottolinea il fatto che parla in veneto, ecco. Sì. Sa parlare anche in italiano, però lui preferisce parlare in dialetto. Parlare nella mia lingua. O nella lingua veneta, a seconda delle valutazioni. Grazie. Giustissimo pensare soprattutto che la popolazione, che la gente sta diventando sempre più anziana, giustamente, no? E ha bisogno di avere l'assistenza molto vicina, perché è vero che queste comunità, però per la persona anziana la sente ancora il bisogno, la necessità del famoso medico di base, cioè di quella persona che qualsiasi problema, anche piccolo, la è disposta a dare consulenza, a tenerlo su, a dire cosa che deve fare. Chiaramente se c'è la necessità di fare un intervento un po' più serio, un po' più importante, e che c'è la necessità di portarlo in centri più attrezzati, e va benissimo. Però non stiamo dimenticarsi, cioè se è giusto fare queste case comunitarie, mediche, però non stiamo dimenticarsi di quei paesi, di quei posti fuori dai piedocchi, che c'è veramente l'anziano che sa magari che ha bisogno di parlare e si trova a parlare con una persona che non conosce, che non gli dà il sostegno del quale ha bisogno. Noi abbiamo bisogno davvero di fare una rete medica, ma a livello proprio della comunità, a livello della gente, del paese. Non stiamo a guardare distanti, ci sono infatti tanti progetti, lì, purtroppo che c'è una brutta roba da dire, no? Questi progetti qua, il sempre Sky che gira sotto, e pare quasi che la priorità non sia mia quella di aiutare la persona, sia quella di costruire, di fare, guarda che sia quasi la necessità di muovere il livello economico, tutto questo mondo che c'è. Un attimo da pensare, da avere come priorità la salute del cittadino. Dobbiamo fare di tutto per rendere che la vita è il massimo possibile nella salute che puoi avere, che puoi usufruire. Tronca, è proprio così? Allora, si va a parlare di Lega, no? La Lega non esiste da anni. Quando si parla di Lega, quella che adesso viene chiamata Lega Salvini Premier o altro, no? Cioè, mi ero leghista nel 92-93, cioè mi sono fatto tutte MB, Pontila, tutte che robe. Cioè mi ho visto crescere questo movimento, l'ho visto crescere e l'ho visto esplodere, come no? Adesso cosa c'è da stare? Cioè la Lega, la Senata, la che aveva degli ideali, la che aveva delle cose, degli obiettivi ai quali puntava. Il primo articolo dello statuto parlava dell'indipendenza della Padania a quel tempo, no? Ora, torno a ripetere, l'ho detto altre volte anche, il primo articolo dello statuto in un movimento, in un partito, è quello che detta l'obiettivo, no? E ti detta la base.
Allora dicomi, questa gente qua, cos'è giusto quello che ha detto in merito all'autonomia? Cioè non si sta fatto assolutamente niente, non si sta fatto niente, però non si è mia morta l'idea. Ora se in altri vedremo adesso, ma ora le votazioni, no, Veneto, 47% delle persone che ha votato. Cosa vuol dire? Manco di uno su due si andrà a votare, no? Ci sta eletto presidente Stefani, e vabbè, però guardate che la forza, i numeri, perché la forza in politica sono i numeri non si sono mai visti, cioè i numeri, è qualcosa che dorme, adesso la gente sta tentando di convincere, di saperli, per portarli verso di sé. Però non stiamo a credere che uno che distrugge, che fa sparire un movimento importante come che c'era la Lega di anni quando è nata. Addirittura era Liga. Liga Veneta. Uno che distrugge una roba così, adesso non sta a credere, siamo di vai in fondo, cioè a questo punto qua adesso che la storia è anche qua, allora, adesso cosa succede? Che se sto Vannacci, no? che è diventato tutto un colpo leghista, che non si sa per quale motivo, però è diventato leghista, dopo tutto un colpo si stacca dalla Lega, che era dividi e timpera, vi ricordate, no? Cosa vuol dire? Se mi divido in 2, 4, si perde tutto e non rese più forza, perché la forza, ripeto, la forza è i numeri, e i numeri adesso, per me che sono di un partito piccolo, però sono 12 anni che andiamo avanti e noi abbiamo l'ideale corretto e preciso e sappiamo dove andremo e che saremo anche nelle prossime elezioni, per esempio a Venezia, che saranno fatte fra qualche mese, nati che saremo con Pierangelo Del Zotto, che sarà candidato a sindaco. Allora, questi movimenti che adesso, che si giocano questi 47% dei voti a livello della vostra nazione, numericamente non c'è niente. Cosa vuol dire? Che sia una bomba, inteso come, che sia numericamente qualcosa che può cambiarti tutto da un qua a domani. Cioè un corso così, domani in 448 potrebbe essere che casca tutto. Adesso, prima di voltare pagina e di parlare di referendum, andiamo... Non ho espresso la mia espressione su Stefani, su questo. Certamente, Tronca se mi permette, sì. Perché poi cambiamo discorso. A differenza di tutti quanti... deve parlare in dialetto perché si mette... È una lingua veneta. È una lingua veneta, bravo. Allora, a differenza di tutti che vi parlano molto bene di questa roba, mi credo che un presidente di una regione, barra nazione, quello che vuoi, dovrebbe dividere le due cose, nel senso non nascondere le cose personali, perché ognuno degli altri non deve vergognarsi di quello che fa di persona, ognuno degli altri. Se uno vuole sapere quello che fa su me, e viene da me, mi domanda, mi dice, ciao Matti, con chi siete insieme? Non mi interessa. Cioè, mi posso dirgli o non dirgli? Invece lui rappresenta il Veneto, lui deve interessarsi di cose importanti, e già lo sta facendo sicuramente, però non perderei neanche tempo da dedicare a queste robe qua, anche se te me guardi mai, scusami, te me guardi mai, hai detto come ti detto, cioè mica vedi obiettivi ben diversi, nel senso, voi della gente che mi ha votato, che vuoi una risposta, che venga fatto qualcosa. Per me raccontare la mia storietta, che non è mia, non è che si perde 10 minuti per una roba così, perché si deve fare stampa, che si deve dare i consensi, un casino di robe, la dedicaria, quel tempo io lo dedicaria per il bene della mia gente, lo dedicaria per quei poveri anziani che hanno bisogno di andare al medico e si trova
a 20 km di distanza da casa. Grazie Tronca, prima di essere rimbrottato da Tronca vado da lui. Grazie. Allora, il referendum sulla giustizia, cioè vabbè, mi ricordo che l'ultimo referendum che mi ho votato, l'ho votato il 22 ottobre del 2017. È stato un referendum dove già era diverso come tipo di referendum, chiaramente, che da un altro. Però da quella volta ho capito che anche a esprimere il proprio parere, dopo alla fine viene visto da qualcuno che giudica come interpretare i voti. Domandarle a qualsiasi cittadino, mi vorrei vedere per esempio un pensionato da spiegargli questo discorso dei magistrati, dei giudici, senza mettere in dubbio le doti, però voglio dire che sono problemi ben più grossi. Per esempio è il fatto che un processo mi dura 15 anni, che un processo, quello è un problema sostanziale per me. Mi parlo di me, qualche ufficiali, gente che mi parlo di me come cittadino, cioè un processo che dura lì, che è veramente un problema, oppure qualche giudizio fatto in modo un po' strano. La giustizia è un settore molto delicato. Sono in parte d'accordo con lei, sono un ufficiale in congedo anch'io, anche se ho fatto ufficiale di complemento, però ho avuto modo di conoscere l'ambiente. Sul fatto dei processi, prolungarli per 10 anni, io capisco, è vero quello che dice, però se alla fine avrei 1000 esempi da fare, ne avrei 1000 esempi da fare, di processi che vanno avanti. Vogliamo parlare di Ustica? Vogliamo parlare di Ustica? Sì, quant'è che va avanti? Sì, però guarda, quello che voglio dire io è che certi processi vengono davvero avanti per decenni. Garantismo e pacatezza. Io per il referendum non andrò a votare, non servirà a niente per nessuno, però io di principio non ci vado. Dunque. E al vicentino di Arcugnano, Giorgio Tronca. Grazie, buonanotte a tutti. Prima il Veneto, punto. Sempre. Sempre. Grazie a voi.